Gli esperti di spread, esperti di finanza, se li ascoltavamo nel 2009 facevano la fine della Lehman Brothers. Per fortuna non li abbiamo ascoltati. Ricordo che nel 93, quando mi sono laureato, lo spread era 600 punti, nessuno ne parlava, forse perché non avevamo l'informazione. Torna a salire lo spread che nelle ultime ore ha toccato quota 316 prima di ridiscendere. Non accadeva da aprile 2013. Ma il governatore Luca Zaia invita il governo a non farsi intimidire dalle pressioni di chi legge in questo indicatore un segnale di pericolo per la tenuta economica del paese. Dico che il governo vada avanti, si è assunto le responsabilità di portare delle misure nuove, io considero innovative per le imprese. Penso alla riduzione dell'IRES, al tema dell'IVA che non aumenterà più, al 5% di tasse per i giovani che vogliono aprire delle aziende nei primi 5 anni, alla flat tax del 15 o del 20% in base a scaglioni del reddito. Insomma, queste sono azioni che vanno nella direzione dell'impresa. La riforma della Fornero e molto altro ancora. I mercati non hanno quindi ragione di temere le azioni di questo governo, sostiene il presidente Veneto, né si può pensare di cambiare rotta ogni giorno a seconda di quello che accade nel mondo della finanza. Immagino che nessun governo possa governare comprando tutti i giorni il Sole 24 ore, guardando tutti i giorni lo spread per capire se sta facendo bene o male. Non mi risulta che sia oggi un benchmark per capire se uno va bene o va male.